I giorni della merla non hanno tradito gli operatori commerciali turistici della Val d'Aveto. Con il calo delle temperature è arrivata anche la prima, e si spera non ultima, nevicata consistente dell'inverno che altro non attende per poter dare il via definitivo alla stagione sciistica. Per tutta la giornata neve asciutta e farinosa si è adagiata sul suggestivo paesaggio montano, rendendolo ancor più attraente. Tra i 20 e i 30 centimetri il manto accumulato dal centro del paese sino al Monte Bue, senza creare alcun disagio se non qualche semplice provvedimento preventivo. Le strade sono tutte percorribili con gli spazzaneve, lo spargisale vengono pulite tutte, sia quelle statali, città metropolitane e comunali. Oggi c'era l'allerta arancione, quindi le scuole sono rimaste chiuse. Chiuse, sì, le abbiamo chiuse per precauzione, anche se noi siamo abituati a girare con questo tempo, con questa neve, però per precauzione sono state chiuse. Da domani si ritorna a scuola. Domani si ritorna a scuola. Gli operatori degli impianti sorridono e auspicano che questa sia solo l'anteprima di uno spettacolo ancora tutto da vedere. Ogni fiocco per noi è come se cadesse oro, ovviamente. Eravamo già aperti parzialmente con impianti del Prato Cipolla, che è una sciovia col baby camp. Adesso con questa speriamo di riuscire ad aprire tutto comprensorio, che non sarebbe male per i nostri clienti, anche della Riviera, che ci vogliono raggiungere e godersi una bella giornata di sci sui Monti Liguri. Poco prima della fine dell'anno c'è stata una mezza promessa anche sugli impianti di nevamento artificiali. Per voi che cosa rappresenterebbe questa possibilità? Beh, sicuramente in un'ottica di uno sci moderno, di una stazione invernale moderna. Oggigiorno anche sulle Alpi vediamo che purtroppo il nevamento artificiale ne fanno i conti un po' tutti, dalle Dolomiti arrivare alla Val d'Aosta, addirittura a Livigno, posti che fino a 20 anni fa era impossibile pensare, si sono adeguati, e sugli Appennini ovviamente è importante perché è un'integrazione alla neve naturale che dà la possibilità comunque di una garanzia neve che permette un'organizzazione diversa della stagione invernale.